la strega Marangole. Au, Grigos! In Friuli, quando cala la notte, le nonne chiudevano le finestre e stringevano i bambini a sé. C'era una cosa che non doveva vederti da solo. La chiamavano Marangole e non era una semplice strega. Era una fata oscura, una creatura temuta, ma rispettata allo stesso tempo. Di notte camminava tra le strade vuote dei paesi, a volte come una donna anziana, altre volte come una gatta enorme col ventre gonfio e il corpo deforme. Ma la cosa peggiore erano i suoi occhi, arancioni, immobili, capaci di inchiodarti sul posto. Si diceva che cercasse bambini soli o madri che non le avevano mostrato rispetto, e se la Marangole si offendeva, spariva il latte. Il respiro si fermava, il silenzio entrava nelle case. Bastava solo un avvertimento per gelare il sangue. Sta arrivando la strega Marangole. Ma non era solo malvagia. Se gli offrivi il cibo e gli aprivi la porta, poteva anche proteggerti. Perché la Marangole puniva, ma non dimenticava mai chi le aveva portato rispetto. Ancora oggi in Friuli c'è chi giura che due occhi arancioni continuino ad osservare.